Le immagini di guerra dal Medio Oriente, i golpe in serie nei paesi africani, l'instabilità politica internazionale non potranno che aggravare il fenomeno migratorio in atto e occorre farsi trovare pronti con tutti gli strumenti del caso, come Stato e come territorio. Ne è convinto Gian Lorenzo Marinese, presidente della Nova Facility, che è in gestione il centro di accoglienza all'ex caserma Serena di Dosson, che commenta così lo scontro tra Israele e i terroristi di Hamas. Secondo me ci vuole una necessaria azione diplomatica, ci vuole il buonsenso e bisogna riuscire con la parola, col dialogo, a riportare all'interno di binari democratici quella che è una situazione in questo momento esplosiva. Malgrado durante l'estate il tema dell'accoglienza diffusa abbia convinto anche esponenti della Lega, come il sindaco di Treviso Mario Conte e il presidente del Veneto Luca Zaia, Marinese continua a ritenere necessarie le grandi strutture di accoglienza. Io credo che sia il momento in cui bisogna impegnarsi per riuscire ad avere dei livelli di accoglienza differenziati, un primo livello che sono necessariamente gli hub, un secondo livello l'accoglienza diffusa, un terzo livello una rete sul territorio. Non è stata un'estate facile quella del 2023, gli sbarchi sulle coste italiane si sono susseguiti senza sosta. Ora, come accade generalmente all'inizio dell'autunno, il flusso sta rallentando. Io credo che la situazione in questo momento sia tornata alla normalità dopo un'estate oggettivamente intensa come numero di arrivi. Si è visto delle scene a Lampedusa, io sono stato 2 anni a Lampedusa, avevamo accolto 65.000 persone in 24 mesi, quest'anno sono state accolte dall'inizio dell'anno circa il doppio di questo numero, quindi sicuramente è sotto gli occhi di tutti che la situazione è diversa. Diciamo che qua in provincia di Treviso siamo molto fortunati, sotto la regia della prefettura di Treviso non si sono mai viste le scene che si sono viste in tantissime altre province d'Italia, di profughi che non sapevano dove andare. Ecco, qui c'è una situazione che credo sia sotto controllo